Allora, l'hashtag di quest'anno ricalca un po' quello che la società vuole fare per Napoli, mentre l'anno scorso era Napoli quindi riprendeva una delle canzoni più belle di Pino Daniele. Ora il titolo è Ricomincio da te. Ricomincio da te richiama Massimo Troisi, quindi richiama un altro diciamo, delle persone più importanti a livello anche di attori per quanto riguarda Napoli. Quindi noi con questo vogliamo dare sempre un segnale che la società lavora per far sì che Napoli possa essere sempre tutt'uno e possa dare dei valori diversi, non solo sociali, dei valori che non sono solo quelli dello sport, perché il Napoli Basket è vicino a tutti questi valori. La società, quindi io, le tre famiglie, diciamo Grassi, Tavassi e Amoroso, hanno fatto un ulteriore sforzo, secondo me anche giusto, quello di confermare e di restare invariati i prezzi che erano l'anno scorso, con un'ulteriore aggiunta: per chi era abbonato e per chi si vuole abbonare entro il 20 luglio, per chi era abbonato può confermare lo stesso posto dell'anno scorso. Per chi si va ad abbonare entro il 20 luglio ci saranno degli sconti e quindi l'abbonamento sarà ancora meno caro rispetto a quello dell'anno scorso. Poi dal 21 luglio partiranno i prezzi e saranno uguali. Quindi c'è un ulteriore sforzo. Questo sforzo io lo vedo perché, come dissi nella conferenza di fine stagione, io mi aspetto che Napoli possa rispondere, possa almeno raddoppiare gli abbonati dell'anno scorso. L'anno scorso erano 300, arrivare almeno a 600. E noi più di questo non possiamo fare. Quindi abbiamo fatto il massimo per poter venire incontro ai nostri tifosi, riconoscendo il loro aiuto. Quindi ricomincio da te e anche una chiamata ai tifosi per l'apporto che ci hanno dato a fine anno, anche se, come ho sempre detto, alcune prestazioni meritavamo forse anche i fischi per come le abbiamo giocate, però con i denti siamo riusciti a salvare la Serie A e a me piacerebbe avere una tifoseria come la Fortitudo a livello di pubblico e di gremire questo palazzetto a tutte le partite. Capisco che è difficile, però io credo che con questi sforzi che ha fatto la società possono darci una mano anche loro. Saranno solo 2 partite che avranno prezzi aumentati nel momento in cui verrà Milano e Bologna, perché sono le 2 squadre di Eurolega, comunque c'è un appeal diverso. Per il resto saranno sempre prezzi uguali per tutto l'anno, saranno fatte delle offerte durante l'anno, si vedrà. Sicuramente i ridotti sono confermati gli under 14 e gli over 65, il biglietto gratis è per l'under 6, diciamo queste cose che poi durante l'anno ogni volta che noi facciamo una promozione viene chiesto, quindi queste sono cose standard che non si possono cambiare. Faremo una politica sulle società del territorio sportive, perché noi in Campania abbiamo 260 società che ci piacerebbe invitare al palazzetto e far vivere ai ragazzi la gioia di poter vedere una partita dal vivo, quindi proveremo prima nel territorio napoletano, poi anche andando oltre. Quindi saranno messi 200 posti a partita a prezzi ridotti, a un prezzo base per le gradinate, quindi per portare più società possibile per far vivere la partita. Secondo me chiaramente per i playoff saranno costi a parte, ci sarà la prelazione da parte degli abbonati prima dei biglietti dei playoff, sperando che quest'anno iniziamo a divertirci anche noi, insomma. Che l'anno scorso ci siamo divertiti, però ci sono state varie problematiche, la gente non ha capito tutto quello che noi abbiamo fatto, forse non gli è stata chiara l'esonero, ma non ci torno perché le cose, come ho detto, restano nello spogliatoio. Però a me farebbe piacere che la gente abbia fiducia in questa società, che quando fa le cose le fa non perché sono folli, non perché sono gente, sono imprenditori, quindi qualcosa ci capiscono. Poi c'è qualcuno che ci ha voluto lasciare nell'anno pensando che la nostra barca andasse alla deriva, ma la nostra barca è andata in porto e forse chi ci ha lasciato rimurgina un po' di aver abbandonato questa nave. Però noi siamo qua, siamo forti, siamo convinti di poter portare avanti il progetto e di far rivivere a Napoli delle emozioni, come vi dico sempre, ai tempi di De Piano e Maione, forse sono i 2 presidenti più importanti che ha avuto questa città. Quindi ripartiamo da questo. Io spero che i tifosi possano apprezzare
l'ulteriore sforzo della società e possono dal 1° luglio iniziare ad abbonarsi, ripeto, fino al 20 luglio a prezzi anche più bassi rispetto all'anno scorso. Delle varie situazioni, delle tipologie di spesso dare spazio non prima di ricordare il Presidente dell'Operazione Campagna, che per esempio oggi ci ha onorato di questa strategia per testimoniare la preghiera per ringraziare il servizio di schieramento dello Stato Napoli Basket e prego. Allora, come parliamo di giovanili, una struttura della una mancanza di ragazzi, ecco, questa unione è un potenziale anche per lo sfruttamento dei ragazzi in campo di basket, è una cosa che è un problema non solo di Napoli, ma un po' di tutta l'Italia. Sì, si sta lavorando molto su quegli anni, che sono gli anni purtroppo in cui abbiamo più problemi, perché col Covid sono gli anni che i ragazzi si sono un attimo allontanati dallo sport in generale, non è solo il basket che ha questo problema, un po' meno il calcio, perché stando all'aperto hanno potuto giocare comunque lo stesso. Stiamo lavorando molto su questo, stiamo vedendo ragazzi anche, come ho detto prima, da fuori regione, che verranno a provare, e sicuramente stiamo facendo degli sforzi, perché comunque chi viene da fuori regione verrà accolto nelle foresterie, abbiamo le foresterie noi, c'è la foresteria Sant'Antimo, quindi comunque sono ragazzi accolti, ragazzi che vengono seguiti nello studio, devono avere un cammino scolastico importante, cioè non devono avere insufficienze, quindi comunque c'è tutto un seguito che facciamo e c'è un lavoro molto grosso che viene fatto da tutto il nostro settore giovanile, coordinati sempre dalla nostra coordinatrice Barbara Feluca, con un responsabile che è Fabio Schisano, con un responsabile del settore giovanile che è Alfredo Lamberti, e con tutti gli allenatori che hanno sposato questo progetto e quindi hanno capito che anche a Napoli si può fare qualcosa di buono, non solo nelle città del nord e non solo in posti, insomma, che hanno solo settore giovanile e tendono ad averlo solo per un guadagno personale. Qua lavoriamo per la città, lavoriamo per far sì che questa città possa diventare, ripeto, un punto fondamentale di tutto il Sud Italia, un'academy che possa prendere il Sud Italia e possa veramente iniziare a far cambiare il ragionamento sul Sud. Abbiamo un preparatore atletico, quest'anno ne prenderemo altri 3 anche le regionali, anche per dare una mano a chi comunque non lavora per l'eccellenza, perché devono essere seguiti tutti. Io purtroppo ho questa brutta cosa di andare a vedere quasi tutte le partite anche delle giovanili, perché mi piace vedere i ragazzi che crescono, mi piace vedere i miglioramenti. Quest'anno sto un po' più tranquillo, che c'è Armando e quindi può relazionare su quello che saranno i ragazzi, però io ci credo molto che i nostri ragazzi possono iniziare ad avere un futuro in Campania, senza dover andare in altre parti d'Italia. Sì, ho dato molta informazione questa sindaci. Immagino che anche se all'inizio per voi un primo obiettivo, così insomma, più o meno l'avete sicuramente precisato. Perché se lo promossi subito. E poi volevo chiedere sulla Campagna Abbonamenti, questo raddoppio sperato, diciamo, del numero di abbonanze, secondo me dipende anche magari dall'acquisto di un big che in qualche maniera possa infiammare Allora, per quanto riguarda, io sono molto ambizioso, quindi per me quest'anno sicuramente spero che con la 19 eccellenza arriviamo alle finali nazionali e possiamo entrare in quelle final 8 e quindi di riportare la Campania nelle prime 8 squadre d'Italia, e credo insomma che stiamo facendo i passi giusti per poterlo fare. La 17 quest'anno è arrivata all'ultima partita con l'Olimpia Roma,
potevamo andare anche con la 17 nazionale, purtroppo l'abbiamo persa, purtroppo non diciamo perché l'abbiamo persa per non entrare in polemiche. E invece per quanto riguarda la campagna abbonamenti, noi big non ne possiamo prendere, perché non abbiamo un budget tale per poter prendere dei big. Faremo una squadra solida, una squadra che nell'insieme può darci soddisfazioni e può permettere a tutta Napoli di sognare, insomma, almeno di quest'anno, di poter arrivare ai playoff. È chiaro che io parto sempre da una salvezza tranquilla, siamo salvati alla penultima giornata, vorremmo la salvezza tranquilla, vorremmo avere tanto tempo davanti per poter poi ambire ad altre cose, e piano piano si fanno le cose. Secondo me i primi due giocatori danno il senso di quello che stiamo andando a fare, di una struttura forte. Evito una domanda, quindi faremo il 6+6 l'anno prossimo, quindi iniziamo con un'altra cosa e vorremmo sapere cosa, e poi chiediamo fiducia. È chiaro che quest'anno c'è un altro tipo di mercato, c'è un direttore sportivo che ragiona con la testa sua, non è imboccato nelle decisioni, non dobbiamo andare per forza sugli over 35, e quindi riusciamo ad avere un mercato un po' più tonico, e questo è quello che vorremmo fare. Seguendo lo slogan di questa campagna Abbonamenti, ricomincio da te, e volevo chiederle quanto per lei è stata emozionante l'ultima partita della scorsa stagione contro Creta, la salvezza già acquisita, quando il pubblico del Pala ha avuto la risposta in massa, creando per l'ennesima volta un clima di spettacolo. Volevo chiedere anche in quell'occasione, quando ormai i giochi erano fatti, il pubblico ha mostrato la sua vicinanza nei confronti del Napoli Basket. Da lì si riparte, che Ricomincio da te è proprio un'invocazione ai tifosi a riempire il palazzetto, e visto che l'abbiamo riempito, l'ultima partita hai perfettamente ragione, c'era un pubblico veramente da brividi. Io credo che Napoli ci possa dare questo, e un pubblico del genere può solamente far sì che la città e la squadra possa rispondere in maniera positiva. Io ripeto, l'anno scorso ero deluso dalla campagna abbonamenti, perché noi siamo partiti agosto 2018 e in Serie B avevamo 250 abbonati, che sono lo zoccolo duro, diciamo i grossi, quelli che ci hanno sempre seguito e ci hanno sempre creduti dal primo giorno. L'anno scorso eravamo 300, eravamo in Serie A1. Capisco il Covid, capisco tutto quello che sono le problematiche, speriamo che quest'anno faremo un anno tranquillo e potrà sempre essere riempito. Vedere palazzetti pieni come le finali sia a Milano che a Bologna è solamente bello, e sperare un giorno di poterlo fare a Napoli è importante anche per noi. Quindi sono tutte cose che dobbiamo seguire. È chiaro che noi qui siamo per Napoli, però potremmo avere degli aiuti per far sì che questa realtà possa durare veramente tanto tempo. Poi per me i passi vanno fatti poco alla volta. Dire puntiamo allo scudetto, dire abbiamo un budget di 10-12 milioni, poi l'anno prossimo non stare qua perché alla fine abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, non è il caso. Stiamo facendo dei passi, si stanno avvicinando società importanti di sponsor, e quindi piano piano si va a creare una realtà bella. Io lo dico, ma penso che molta gente lo sa, a me perdere non piace, quindi avere tutte quelle sconfitte non mi rende felice, mi farebbe piacere vincere qualche partita in più, farebbe piacere a tutti. Buongiorno a tutti, presente dal punto di vista degli sponsor, rispetto allo scorso anno quanti se ne sono avvicinati, quindi come chiaramente il numero di sponsor aumenta, quanto influisce sul budget per costruire la squadra quest'anno rispetto a quello all'anno. Noi ci siamo dati nel budget ci siamo dati un minimo, insomma, di quanto dovevano arrivare gli sponsor. D'altra parte la mettono i soci e poi speriamo anche un po' nel ticketing. Però gli sponsor si stanno avvicinando, molti stanno aspettando, perché stiamo aspettando un po' tutti se ci sarà il credito d'imposta anche per quest'anno, che comunque invoglia almeno un po' gli sponsor a poter partecipare a questa operazione.
Gli sponsor di maglia, siamo stati questo weekend a fare una convention, erano contenti, penso che abbiano confermato, dobbiamo avere le firme sui contratti, però stiamo avendo dei ritorni. Ci potrebbe essere qualche altra cosa che succede nei prossimi giorni. Chiaramente se mai succedesse questa cosa nei prossimi giorni, diamo un attimo un lustro alla società, al di là di quanto possa mettere, però ci permette di iniziare a far tornare le grandi società vicino al basket, cosa che era finita nel momento in cui ci sono stati 6 fallimenti in 8 anni. Sponsor tecnico ne parliamo il 1° luglio. Come potrebbero esserci altre entrate? Prego. Allora, innanzitutto se si potevano sapere i nomi degli atleti giovani interessati alla collaborazione con Sant'Atti, ma con un pensiero sulla promozione della regionale scampata. Allora, i nomi dei giocatori sono tutti quelli che hanno partecipato all'Under 19 nazionale. Non possiamo dare nomi perché stiamo strutturando un po' il tutto, quindi dobbiamo andare a capire bene come mettere insieme la scacchiera. Sicuramente ci saranno degli innesti da fuori, quindi stiamo verificando dei giocatori che possiamo far arrivare giovani per poter darci una mano, quindi la struttura parte da quella 19 nostra e 19 di Sant'Antio, che comunque sono arrivati a una finale per giocarsi il posto per i nazionali, quindi partiamo da là. Dire un nome, dire un altro, screditeremmo tutti quelli che hanno partecipato, insomma, quindi non mi sembra il caso. Quanto riguarda Scafati siamo contenti perché quest'anno Scafati ha fatto una bella cavalcata, cioè è riuscita a non perdere mai in casa, comunque a stare sempre in testa, comunque a dare un segnale molto forte, e quindi siamo contenti anche perché così facciamo una trasferta in meno al nord e abbiamo un costo in meno, però siamo convinti che Scafati farà una bella squadra perché comunque Patron Longobardi è ambizioso come noi, quindi sicuramente non vuole stare in Serie A per partecipare, quindi sappiamo bene che anche loro andranno a fare una buona squadra. Un pensiero mi va a Diego Monaldi perché che era stato il capitano della nostra cavalcata in A1 ed è stato protagonista, essendo anche l'MVP della finale della cavalcata dei Scafati, quindi diciamo chi l'ha allontanato da Napoli non aveva visto giusto l'anno scorso, e oltre ad aver fatto uno sgarro alla società, però diciamo abbiamo almeno rinforzato Scafati e così è riuscito ad andare in Serie A. L'anno prossimo Quando vai in A2